Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione del pomeriggio su infofriulitv.net. Apriamo subito con una notizia dell'ultima ora che ha veramente dell'incredibile, perché 46 infermieri non vaccinati sono stati sospesi a Pordenone. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha inviato le prime lettere. È stato convocato nel frattempo per lunedì prossimo il consiglio direttivo dell'ordine infermieristico per la sospensione dei cosiddetti ribelli. Questa dunque è la notizia in apertura: 46 infermieri non vaccinati a Pordenone sono stati sospesi dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Ripetiamo, lunedì poi prossimo è stato convocato il consiglio direttivo dell'ordine infermieristico per decretare la sospensione dei cosiddetti ribelli. Questa è la notizia proprio in apertura, mentre stavamo andando in macchina con il nostro audio video giornale, stavamo seguendo proprio la fase finale della tappa del Tour de France, tanto per dire ancora una volta grande prestazione di Tadej Pogacar, che ha vinto la tappa e soprattutto ha consolidato la sua maglia gialla davvero fuori classe del ciclismo. E mi permetto di sottolineare, alla faccia anche dei nostri telecronisti che hanno un po', diciamo così, gufato contro il fuoriclasse sloveno. Alla fine chi è bravo vince, chi chiacchiera non porta a casa nulla. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra iniziativa, anzi scusate, andiamo con i NAS per dire che in Friuli Venezia Giulia i carabinieri dei NAS hanno ispezionato 15 strutture e centri incaricati dell'erogazione dei servizi di salute mentale, hanno accertato irregolarità in 4 di questi. Nello specifico è stato denunciato il coordinatore infermieristico del centro salute mentale del comune di Cividale del Friuli, perché nell'atto di controllo da parte dei militari all'interno della struttura sono state rinvenute e sequestrate 11 confezioni di farmaco scadute di validità. E adesso parliamo di Polfer. 35 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nell'intera giornata di ieri nel sesto appuntamento con l'operazione Oro Rosso, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. È stata verificata la situazione di 2 depositi di rottami e sono state una ventina le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada, 40 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto. Le operazioni straordinarie disposte dal Servizio di Polizia Ferroviaria, unitamente ai costanti accertamenti effettuati dalla Polfer a livello locale, costituiscono un importante strumento di prevenzione per scoraggiare tanto la relazione di eventuali progetti criminosi di ampio respiro quanto il compimento di illeciti amministrativi. E prima di chiudere ci trasferiamo a Monfalcone perché ci sono importanti novità per dirvi che il primo incontro ufficiale oggi al Lido di Panzano in Marina Hannibal, dopo la nuova gestione, anche in occasione dell'Optimist Gold Cup di cui il comune di Monfalcone è partner. Allora andiamo a sentire le parole, ci è appena arrivato il servizio, direttamente dalla voce del sindaco Anna Maria Cisinto. Bellissima mattinata, questa giornata è iniziata bene perché 200 barche con i ragazzi sono scesi in mare, una regata internazionale, la prima della nuova gestione Red Bull qui all'Hannibal dove siamo in questo momento. Siamo veramente orgogliosi perché è partita un'altra parte di riqualificazione dell'eccellenza della nostra città. E assieme a quest'area 3 giorni fa Red Bull ha comprato anche la parte che i cinesi avevano maltrattato in questi anni dell'Isola dei Bagni, quindi siamo molto orgogliosi, faremo un ottimo gioco di squadra perché è un luogo non soltanto di marina ma di grande prospettiva per lo sport e per tutto il nostro territorio anche dal punto di vista occupazionale. La vicina
zona appunto della spiaggia e dell'isola dei Bagni diventerà un altro punto fondamentale, io credo, del turismo italiano. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi il più cordiale buon pomeriggio. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.